Abbiamo abbandonato il rifugio, le donne sono scese per il sentiero che abbiamo fatto all'andata, invece noi saliamo su quella forcellina lì che è circa 3000 metri, dove ci sono dei bellissimi laghi, e scenderemo da lì in picchiata dove abbiamo lasciato la macchina, solo io e Edoardo. Oh mamma, qua si continua a salire, guardate il rifugio come è rimasto in basso. Ecco il ghiacciaio del Cevedale, invece questo qui è l'altro ghiacciaio, siamo in controluce. Questo è il mio fido scudiero Edoardo, compagno di tante avventure, ma siamo già arrivati alla forcellina. Proseguiamo e poi vi farò vedere cosa c'è di qua. Ma noi dove cacchio dobbiamo andare adesso? Ecco qua. Lago delle Marmotte, percorso di ghiacciai, rifugio all'Acher dove eravamo noi adesso, vedretta del Careser, rifugio d'Origoni, collegamento sentiero 123, giro dei laghi. Molto di male, allora noi dobbiamo andare di là. Di là? Beh, penso perché è Porca parallelo. miseria, che giro dobbiamo fare? Non è che ci perdiamo, là c'è un rifugio, che rifugio sarà? Là vedo uno che sta arrivando. Ed eccoci al laghetto delle Marmotte. Abbiamo camminato circa 20 minuti da quando siamo ripartiti e siamo qua al primo laghetto. Detto laghetto delle Marmotte perché qua ci sono le marmotte che cantano. Il ghiacciaio è sempre lì e l'altro è sempre di là. I ragazzi che ci hanno aiutato con le cartine sono lì. Adesso noi dovremo da qua andare a prendere il sentiero dall'altra parte, non so se lo vedete, e poi scendere in picchiata. Compagno di viaggio, andiamo. Andiamo. Questo è un altro laghetto. È vero. Quello si chiama laghetto Simbirizzi, se non sbaglio. Ah, sì? Sì. Magari da solo, se mi dipende. Lago Cereser. Lago Cereser. Lago Cereser, Careser. Percorso dei ghiacci, rifugio Cevedale, Lago Lungo Venezia. E adesso dove cacchio andiamo? E cos'è che facciamo? Lago Lungo Venezia deve essere quello lì. Esatto. Eccolo là, un lago lungo Venezia. Beh, però c'è il sentiero che gira lì così. Ma dopo si ricongiunge perché il Pian Venezia è quello che E allora andiamo di là. Giro lungo. Tanto il lago lo vediamo anche di qui. Mio fido scudiero, andiamo. Sempre ghiacciaio Cevedale da un'altra prospettiva. Adesso noi qua stiamo andando verso il lago Careser, Cereser, qualcosa del genere. Abbiamo abbandonato quel sentiero, non so quel sentiero dove ci portava. Ci siamo persi, Edoardo, non sappiamo più dove andare. Là sopra c'è un rifugio che si chiama D'Oregoni. Ci siamo persi. Oh mio Dio, come faremo? Come faremo? Sì, qua si sentono le marmotte in lontananza. Siamo in quota. Siamo sempre in quota, siamo sempre attorno a 2,7, 2,8. Guarda, si sta aprendo tutto, peccato che ce li ho in controluce. È una meraviglia, una meraviglia. Sentiero fantastico, qua è praticamente pianeggiante, si può correre tranquillamente. 2800 metri di quota. Il lago Careser, lago lungo, adesso non ci ho capito più niente, qual è l'uno, qual è l'altro. Sardegna, Sardegna in fiore. Edoardo, oggi siamo qua, attenzione al dito. Oggi siamo qua in Trentino, fra 2 giorni sono in Sardegna, in spiaggia. Beato te, beato te, guarda Oggi che vedo roba. il ghiacciaio, tra 2 giorni vedrò il mare. Dove siamo? Guarda un altro lago. Beh, Questo sì. questo è venuto fuori così all'improvviso. Vabbè, bello, questo sì che mi piace. Sarà il Careser questo qua, Careser. Careser, ma che bello, bello. Vuoi che ti faccia? Magari quando cammini su. Era bello, Guarda, mi è venuta voglia di correre, io non posso resistere. Va bene, Faccio vai. una bella corsa, ciao a tutti. Ciao.
fare tutta la diga, attraversare sopra. Che bello! Tranquillo che se dovevi andare Che spettacolo. era ben molto peggio. Così è vero, l'ho fatta apposta. Guarda che bello, tutta la diga dobbiamo Oh, fare. Caraser. E da dove passiamo? Passiamo sulla diga, ha detto. Ah. Signore, guarda che belle. Poi là c'è... Bella, bella, Edoardo. Qua ci dovremmo fare una foto insieme, Ivo, a ricordo. Sai, non possiamo perdere troppo tempo però, Questo signore ce la fa, Guarda, questo è il pontino. Ce la facciamo noi. Qua non arriviamo più. Questo punto che bella. E qua dove scendiamo? Oh, maremma mia. Guarda che bella, da qua, Ivo. No, Ci sono i gradini. troppo bella. Fantastica. Color turchese. Questo cellulare ogni tanto. E perché non va? Ogni tanto mi dice stand by. Eccolo qua. Vari avvisi. In fondo si vede la cascata, beh, spettacolare, Ah sì. Certo che questo qui, se dovesse cedere proprio ora, siamo messi male, E meno male che non è piuttosto pieno, perché sarà pieno. L'acqua doveva arrivare a lambire qua, queste zone qua. Malgammare. Ah, di qua. Edoardo, di qua dobbiamo andare. Non va più. Sì, perché qua stiamo proprio attraversando la diga, la stiamo attraversando tutta, dobbiamo arrivare da quella parte dove c'è quella casa lì. Poi c'è una discesa che va giù in picchiata e sono cazzi nostri. Siamo ancora a 2600 metri, guarda il ghiacciaio che ci abbiamo lì davanti, spettacolare. La giornata si mantiene bella, dopo il frescolino che faceva di stamattina, adesso devo dire che si sta veramente bene. Potremmo vedere l'evoluzione dei tempi. Mi vorrei dire che la discesa è quella lì. Mamma mia, ponticello là in basso, giù in picchiata a valle, ma brividi, bene, andiamo, conquistiamo il tutto, la diga e ce ne andiamo a fare la picchiata giù. Dove si scende, Edoardo? Dov'è la discesa? Ah, da questa parte? Quella serve per i movimenti idro, come si chiamano? Dove? Vedi qua, va, Malgamare. E poi Collegamento? c'è il col sentiero, quello che poi vedi sempre, sempre l'1, 2, 3. Diamoci da fare. Pista, andiamo. 4. Le 4. Dai, è un'ora e 20 che siamo in cammino. Ecco, qua stiamo sempre affrontando la discesa dal lago Caraser, siamo scesi già parecchio di quota. Adesso qua riconoscibile la cascata che abbiamo visto stamattina, vediamo il sentiero lì che si snoda qua, almeno ci avevano parlato che era bruttissimo come discesa, ma devo dire che Edoardo, che dici te? Non sembra poi così male, no? No. Anzi, Veramente, direi, anzi, secondo me avremmo potuto portare anche le donne, anche perché quando abbiamo attraversato il lago, un attimo, bluct, cioè sarebbe stato l'ideale, Vero. capito? Dai, ci vediamo sotto. Immagino allora che questo qui sia l'ultimo lago di questa escursione, ormai non mancherà molto, diciamo, all'arrivo. Questo qui si chiama lago Neger perché è figlio di quello nero che c'era sopra, dove io ho fatto la corsetta, quello era il lago nero. Quella lì immagino che sia Peio, là in basso, o no, Edoardo? Peio, questa ricordo è la valle di Peio. Dovrebbe essere Malgamare. Vi saluto, al limite per i saluti ci vediamo in macchina. Ecco che si intravede l'arrivo. Questo qui è il lago dove abbiamo parcheggiato la macchina. Magari con un po' di attenzione. Lago, questa è una diga. Siamo rimasti solo io e Edoardo a scendere da questo sentiero stupendo, bellissimo. Ci hanno abbandonato. L'Enrico non è voluto venire, papà Molla, pensionato. Non so cosa ha perso. Guarda qua, quella cascata stupenda che si vedeva.
adesso com'è bello. Ecco, Edoardo, andiamo a caccia delle donne adesso. Andiamo, sì. Andiamo, su, via. Eccoci arrivati, vieni che andiamo sulle scale. Camminatori, è un'ora e quarto che vi aspetto. 2 ore e 20 minuti. Noi alle 4 eravamo ancora su 2 e 20 2006 al lago minuti. Kaleser, bellissimo. Tutto- Noi alle 4 Alla diga, Tutto il giro dei laghi, lago Marmota, lago Lungo, lago Nero, lago Careser, lago Negrettino, quello sì, piccolino che è il Negrettino, figlio del nero. e il lago qua. Il tutto in 2 ore e 40 minuti, un giro fantastico. Tastico! E con questo vi posso Enrico, non salutare a sai tutti cosa e hai anche perso. chiudere. Enrico ha rinunciato, pensionato, cosa vuoi? Non è che poteva fare quel giro lì. È un'ora e quarto che vi aspetto. Lucia proprio, guarda, Potevi essere più generoso, 50 minuti. Un'ora e quarto. Manuele, Un'ora e quarto che con vi questa, aspettiamo. con questa Edoardo salutiamo tutto il pubblico e Un'ora e quarto che vi aspettiamo. E possiamo- bla bla bla. possiamo bla. darvi appuntamento alla prossima Alla prossima ascensione. ascensione.